In una giornata del tutto particolare, che speriamo concentri e rilanci un'attenzione continua, umana, culturale, legislativa, per la prevenzione della violenza sulle donne fino ad ucciderle in modo così continuo e impressionante. Abbiamo già ascoltato prima dati davvero impressionanti. Partendo dalle vittime, da ciascuna di loro io sentiamo dolore e sconcerto profondi e insieme l'urgenza impellente di intensificare l'attenzione, gli incontri di riflessione, le prese di posizione e l'applicazione di leggi adeguate. Sono profondamente convinto che partire dal riconoscimento delle vittime, dal dolore per loro, comporta l'essere sollecitati a liberarsi da pigrizia, attendismi, occasionalità e a coinvolgersi in continuità. Una delle vittime è Silvia Gobbato, e questo incontro e con i riconoscimenti che saranno poi consegnati è in suo onore, nel suo ricordo speciale. Essendo io prete da tanti anni a Giuliano, il paese dove ha vissuto l'autore di questo terribile, orribile delitto, io sono stato da questa vicenda profondamente coinvolto e mi sento ancora coinvolto con sofferenza. Il titolo da me scelto per questo intervento, su sollecitazione peraltro, può essere di un convegno di 2 o 3 giorni, non di una piccola relazione. Quindi io chiedo la vostra comprensione per questi spunti, frammenti di riflessione che condivido ora con voi. Personalmente voglio dire anche a voi, con le persone con cui non mi conosco, che io mi sento un uomo laico, umile, credente, sempre in ricerca e anche prete. Mi sento un uomo e un prete schierato dalla parte delle persone, prima di tutto e sempre le persone, senza guardare la loro condizione, la loro provenienza, il colore della pelle, la loro cultura, la loro lingua, la loro fede religiosa. In particolare dalla parte delle persone povere, fragili, colpite, vittime, ai margini, non considerate o non più considerate. Sento in questo tempo storico che vive il mondo e anche il nostro Paese dolore nell'animo e sdegno morale. Ascoltando, guardando quello che avviene su tutto il pianeta e nel nostro Paese, mi colpisce soprattutto la violenza nelle diverse forme e brutalità, a cominciare da quella verbale, dal linguaggio che comunica avversione, inimicizia, odio, razzismo, in particolare contro i migranti, ma in realtà contro tutte le persone diverse. Il pensiero e gli atteggiamenti violenti che contagiano come un virus pericoloso, mortale, per il cuore, la coscienza, l'intelligenza, favoriscono di fatto ogni forma di espressione di violenza nei confronti di persone che non si accettano, che diventano un problema, un ostacolo, un impedimento da eliminare con presunzione di superiorità. Quindi anche entra in questo pienamente la questione del rapporto fra uomo e donna e uomo. La vicenda di Liliana Segre, che abbiamo avuto l'onore anni fa di avere fra noi ospite per 2 volte al Centro Balducci, per me è emblematica. Che una donna vissuta ad Auschwitz per 1 anno quando aveva 13 anni e che poi dopo lunghi anni di silenzio, si è sentita di cominciare a testimoniare, incontrando circa 300.000 studenti in tutte le scuole d'Italia e forse non solo, che questa donna riceva 200 insulti al giorno è qualcosa di sconcertante ed esprime il degrado culturale, etico di una parte di questo Paese. Lei dice: non posso dimenticare, non posso perdonare
ma io non odio, non odierò mai nessuno. Che una donna come lei, oggi in questo paese, sia costretta a essere scortata è qualcosa veramente di inquietante. I migranti, donne, uomini, bambini, ci rivelano come sta il mondo, quali sono le condizioni prevalenti, determinanti, che di fatto coincidono con le cause strutturali delle loro forzate partenze, per le quali cause strutturali il nostro mondo ha avuto e continua a avere gravissime responsabilità, gravissima responsabilità. La violenza economica, il titolo è questo del convegno, è una di queste questioni determinanti, che citando significano impoverimento, fame, questione dell'acqua, della salute, dell'istruzione, della terra, della casa, del lavoro. E insieme a questo ci sono le violenze, le violazioni dei diritti umani, le guerre, i disastri ambientali, devastanti e in evidente aumento. Si parte perché si è costretti a partire da questa violenza economica che ha connessioni anche in queste altre violenze che ho considerato, perché anche la violenza sull'ambiente è una violenza grave, gravissima. I migranti ci rivelano chi siamo noi, qual è la nostra sensibilità, cultura, nel senso antropologico, ampio e profondo, gramsciano del termine, la nostra politica, legislazione e, per chi vive questa dimensione, la nostra fede religiosa. Il Centro Balducci, che è di accoglienza e promozione culturale, che embrionalmente ha iniziato la sua presenza nel febbraio del 1988, in questi anni ha accolto centinaia di persone, tante donne sole, donne migranti sole, donne sole con un figlio o due o tre, donne nei loro nuclei familiari, comunque diciamo affettivi, per rispettare ogni condizione esistenziale delle relazioni. Dato l'impegno culturale abbiamo invitato negli anni tante donne, tante, dai diversi luoghi del pianeta, dall'Afghanistan, dall'Iraq, dall'India, dalla Palestina, da tanti paesi dell'Africa e dell'America Latina. Donne con straordinarie testimonianze di resistenze, di lotte per la difesa dei diritti umani, per la difesa e la promozione dei diritti delle donne. Voglio con voi ricordarne una fra le centinaia. Si chiama Mirta, ho saputo pochi giorni fa, molto anziana, che continua a essere attiva. Lei è una donna argentina, delle Madri di Piazza di Maggio. A lei hanno sottratto, facendo sparire la sua figlia, che era incinta, e lei mette sempre la foto ai convegni di sua figlia qui sul petto e suo genero, fatti sparire e mai più ritrovare. C'è stato durante quel convegno una conclusione come quella di quest'anno, emblematica, di fronte alla base UVSAF di Aviano per la questione degli armamenti e poi sul Vajont, sui luoghi del Vajont. E amici e amiche di Latino America, con la loro creatività, hanno suggerito di creare un monumento alle vittime. E io ero impressionato, dice, come un monumento? Sì, dice, basta che prendiamo dei sassi e invitiamo ciascuna delle persone presenti a scrivere i nomi di familiari, di amici, vittime delle violenze, delle repressioni. I sassi, conclusosi quel momento, i sassi erano lì sul prato, io ho sentito nell'animo che non potevano essere lasciati lì, con quei nomi, e ho preso una borsa di plastica, li ho portati nel Centro Balducci, ora stanno in una vetrinetta, e quando sono andato per collocarli con più delicatezza dalla plastica a un cestino di vimini, mi è venuto in mano un sasso, ed ero come tremante, perché Mirta non ha scritto il nome di sua figlia, ha scritto, straordinariamente, ha scritto 30.000. Ha scritto 30.000, cioè 30.000 sono stati desaparecidos, come dire, lei è mamma di tutti i desaparecidos, tutti sono come suoi figli e sue figlie. Questa è la violenza su tante donne, ma è la grandezza delle donne come Mirta, come tante nel mondo, la grandezza di poter lottare per la verità e per la giustizia. Anche nell'ultimo convegno c'è stata una donna afghana,
una leader di straordinario spessore, è venuta nonostante i pericoli, deve nascondersi, nonostante fosse incinta. Ed è una donna anche della Bolivia, prima di questa situazione terribile che sta attraversando la Bolivia. Le donne migranti ci rivelano le condizioni in cui vivono nei loro paesi. Si dovrebbe specificare, certo, studiare le diversità dei paesi, ma solo qualche cenno, forse così frettoloso da essere del tutto inadeguato, ma così per condividere, appunto, come dicevo, qualche frammento, qualche cenno che ci permette di considerare che in diverse situazioni le donne sono il riferimento fondamentale della vita, dell'organizzazione della famiglia e della comunità. E ci sono tante situazioni, certo, di sottomissione e di violenza, e ci sono tante esperienze di resistenza e di lotta. Noi nel nostro mondo occidentale abbiamo una supponenza, tante volte anche nel giudicare le donne degli altri paesi, e tante volte non sappiamo quante donne siano impegnate in resistenze incredibili, come ad esempio in Afghanistan, in Iraq, per dire, in Palestina, per dire degli esempi non lontanissimi da noi, ecco, come America Latina o altro. Certo, ci sono situazioni inaccettabili, quali i matrimoni combinati, per esemplificare, quali il persistere delle mutilazioni genitali. Ritengo che ogni situazione che viola il ricercato equilibrio psicofisico delle persone non sia mai accettabile, mai giustificabile. L'incontro fra persone di culture diverse dovrebbe favorire la comunicazione con arricchimento reciproco delle dimensioni, delle qualità, delle acquisizioni, delle esperienze positive e nello stesso tempo favorire il superamento di tutti quegli aspetti che sono profondamente contrari alla dignità e ai diritti fondamentali di ogni persona, che riguardano la persona nella sua globalità psicofisica. Noi sappiamo che la questione dei migranti da alcuni decenni ha assunto una caratterizzazione planetaria e se non cresciamo in una cultura che sappia mettere insieme l'attenzione alle nostre comunità locali e alla comunità planetaria, sono convinto che non si può neanche percepire, non dico capire, il fenomeno delle migrazioni. Non mi diffondo nei numeri, sappiamo che, per dire un numero, sono 71 milioni le persone che mentre parliamo qui sono in cammino sul pianeta. Saranno 48%, 50% le donne, ma poca importanza a queste percentuali, è un popolo immenso, tante sono le donne, certamente. L'ONU dice che nel 2019 sono 272 milioni le persone che sono già fuori dai loro paesi, già residenti in altri paesi del mondo. In Italia, per dare solo qualche piccolo numero, al 1 gennaio 2019 sono 5 milioni e 250 mila gli stranieri residenti e le donne sono il 51% del totale di quelli residenti, che sono qui, che lavorano per chi lavora, perché come gli italiani anche loro sono stati penalizzati dalla caduta del lavoro, che mandano a scuola i loro figli, che vivono dentro le realtà delle nostre comunità, dei nostri territori. Le donne partono per necessità, spesso con i loro bambini, o già incinte, o restano incinte durante il viaggio. Le donne subiscono sistematicamente violenza, ripetutamente vengono stuprate. In Libia questo avviene nelle orribili prigioni, lager, anche con altre forme di tortura, considerando però quella sessuale la più terribile per le profonde implicazioni e conseguenze. Il nostro Paese ha sottoscritto una convenzione con la Libia. Io la considero vergognosa, disumana, inaccettabile. Di fatto è una convenzione coi carcerieri, coi torturatori, coi trafficanti di esseri umani. E da qualche giorno, da pochi giorni, silenziosamente è stata confermata. Per me è veramente una cosa vergognosa. Le forzate più pericolose e più che pericolose traversate del Mediterraneo comportano altre sofferenze e spesso la morte. Si possono ricordare le donne che hanno partorito sulle navi di soccorso, altre appena fatte scendere sul molo,
Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, ora eurodeputato, racconta di cordoni ombelicali tagliati proprio lì all'arrivo, coi bambini in atto proprio lì sul molo, mentre le donne sbarcavano, e le decine di migliaia di morti in mare. Nelle decine di migliaia di morti in mare ci sono tante donne, sprofondate, inabissate, abbracciando in gesti estremi di protezione i loro bambini. Io ho un caro amico, che è amico di tanti, è conosciuto da tutti, da tutta Italia, oltre anche, che è Don Luigi Ciotti. Mi raccontava come i sommozzatori, uomini che sono scesi per recuperare i cadaveri, gli raccontavano piangendo, come sia stato per loro terribile dover separare le mamme dai bambini, perché le avevano tenute con un abbraccio come per proteggerle. Ecco, anche dopo l'ultimo naufragio, ieri sono stati recuperati in mare i corpi di 5 giovani donne, fra i 20 e i 30 anni. E nel 2019 1 su 4 sono morti in mare. E c'è una donna, una dottoressa, che ha fatto un libro, lei che ha cercato di recuperare l'identità, di riconoscere tante vittime del mare. Poi quando arrivano si trovano la situazione che purtroppo noi ben conosciamo. Lascio stare alcuni numeri, ecco, e vado oltre perché non voglio, guardo l'orologio, ecco, guardando al tempo, no? E ritengo che una riflessione importante da svolgere in continuità sia quella che riguarda l'identità del migrante, in particolare della donna migrante. Una riflessione antropologica sull'identità ci porta a constatare 2 convinzioni, 2 atteggiamenti e seguenti comportamenti. C'è l'identità considerata chiusa, concepita e vissuta in modo monolitico, che avverte l'altro e la sua diversità come un pericolo, come una minaccia, una rimessa in questione, che quindi per questo è portata a 2 atteggiamenti, ambedue caratterizzati da aggressività e violenza, quello della difesa e quello dell'attacco verso l'altro. Anche il maschilismo contiene ed esprime questa identità chiusa, presuntuosa, dominatrice, arrogante. Restando nella laicità della storia, sento opportuno considerare ancora come così spesso il preteso sigillo di una legittimazione religiosa, che per me non è più fede, porti a rafforzare le identità chiuse. Ad esempio i richiami alle radici cristiane, alla cultura cattolica, per confermare pensieri, parole e azioni di xenofobia e di razzismo, fino all'uso strumentale che abbiamo visto e blasfemo per me dei simboli religiosi esibiti nelle piazze. La legittimazione dell'identità chiusa, maschilista, è stata e purtroppo sussiste, ha rafforzato una concezione indebita di un Dio maschilista e di una Chiesa maschilista, che ha confermato anche il maschilismo della società, invece di criticarlo. Qualche segno di una piccola, speriamo per ora, apertura è venuto dal recente sinodo sull'Amazzonia, nel quale identità diverse si sono incontrate e comunicate, e la richiesta del protagonismo, anche decisionale, delle donne è stata convinzione fortemente ribadita. E questa è infatti l'altra concezione dell'identità, cioè un'identità che nel riconoscimento del proprio nucleo costitutivo, personale, comunitario, sociale, culturale, religioso, si pone con attenzione in ascolto dell'identità dell'altro, dell'altra, diverso, e nello scambio reciproco, dinamico, in divenire, ci si arricchisce. Sento queste considerazioni che hanno, per così dire, l'esigenza di un'attenzione e un approfondimento particolari per quanto riguarda le donne e le donne migranti. Tante volte non ci si pone in questa società queste domande. Come sentono le donne migranti il loro essere donne,
con i loro corpi, i loro vestiti, per una parte di loro anche il loro velo. Come sentono i tempi della vita, i ritmi della vita? Come si sentono riguardo al clima, al cibo, alla musica, alla danza? Come riguardo alla scuola dei loro bambini e bambine e poi dei loro ragazzi e ragazze? Come di fronte agli insegnanti e di fronte ai medici, agli infermieri, per una visita, quando sono ammalate o nel momento del parto? Come si sente una donna che viene da altrove, da un altro paese? Dovremmo sempre considerare che per ogni migrante, per le donne in particolare, è una impresa ardua. E lo è, per così dire, ancora maggiormente per le ragazze e le giovani, nate qui o venute con i loro genitori o con la madre per il ricongiungimento familiare, se il padre era già qui. Si pensi quale incoraggiamento, così io sento, arriverebbe fin dentro l'anima per i ragazzi e le ragazze, ma anche per i loro genitori, per le loro madri, mamme, se finalmente ci si decidesse riguardo a questo Ius Culturae. Ci sono centinaia di migliaia di giovani, di ragazzi nelle nostre scuole, nelle attività sportive, nei paesi, nei nostri villaggi, quartieri, che sono già di fatto presenti, sono già vivi e non si vuole riconoscerne. Per precomprensione, ideologie, politiche, non si vuole riconoscere la loro presenza da un punto di vista giuridico. Io penso sempre quale riconoscimento e conforto ci sarebbe nei confronti di questi giovani, ma anche dei loro genitori, delle donne, madri di questi ragazzi. Io potrei, ma non ho il tempo a riguardo, umilmente, ma portare degli esempi di come, ad esempio, solo un cenno, 2 ragazze di una famiglia pakistana accolte al centro Balducci, prima con timore, difficoltà, poi via via con apertura, ora frequentano le scuole superiori a Udine, non vivono più lì da noi, sono in un paese della Bassa, San Giorgio, di Nogaro, vengono a scuola a Udine, si sono inserite. Certo, il conflitto dentro di loro c'è stato, non si sarà compiuta la liberazione dal conflitto fra le 2 identità, chissà per quanto permarrà, però sono avviate in modo positivo. E se io penso oggi a un'esperienza fra le altre che è emblematica anche dentro di me, mi chiedo che cosa mi abbia insegnato. Sono portato a rispondere l'importanza sempre di essere attenti e accoglienti, di liberarci da precomprensioni e da pregiudizi, di prendersi a cuore, di prendersi cura della storia delle persone, di saper vivere con una pazienza attiva, considerando, come diceva padre Balducci, a cui abbiamo intitolato il centro, le possibilità positive inedite che sono dentro di noi da esprimere per costruire il nuovo, costruire la novità. 2 considerazioni ancora riguardo alle donne migranti. Una per quanto riguarda le donne chiamate badanti. A me, vi dico la verità, il termine quando lo pronuncio non mi soddisfa interiormente, perché mi pare di classificizzare in modo indistinto e di venire meno l'attenzione per le persone. Ecco, sono in numero impressionante. Dati INPS della fine del 2018, le badanti, usiamo questo termine ormai, sono in Italia 859.233, di cui 613.000 straniere, in particolare provenienti dai paesi dell'est dell'Europa. È un quarto dei 2,4 milioni di lavoratori stranieri presenti in Italia. Ora sembrano in calo. E questo pone un interrogativo, dato che gli anziani da assistere, da accompagnare sono in aumento. In realtà l'utenza, per così dire, è cresciuta ed è aumentato il lavoro nero. L'Associazione Nazionale del Lavoro Domestico ci dice che in 7 anni si sono persi 210.000 contratti a causa di una politica che non ha saputo riformare il welfare familiare e valorizzare questa forza lavoro
contribuendo di fatto nel contempo al lavoro nero o grigio, che nel settore raggiunge percentuali altissime. Si stima infatti che 6 su 10 siano irregolari, ovvero 1,2 milioni di lavoratori, in gran parte lavoratrici. Mi ha fatto tante volte riflettere come la politica xenofoba e razzista, negli slogan a effetto, per alimentare paura e avversione, promettendo nello stesso tempo di rassicurarle, in un circuito per me malefico, non si sia mai riferita, io non ho mai sentito riferirsi a queste donne, mai. E questo per me è un modo subdolo, perfido, perché le loro stesse famiglie, le famiglie della parte di italiane che dà consenso a questa politica, ha in casa donne come queste, ha in casa donne straniere che guardano i loro anziani, alla loro casa, alle pulizie. Mai su questo si è detto una parola. E io non me lo ricordo veramente, ci ho messo tante volte attenzione, non ho mai sentito qualcuno che si è riferito alle badanti, mai. Ed è significativo questo, no? E l'altra grande questione a cui solo cenno, grande, dolorosa, che non si può, credo, quantificare, perché sfugge tante volte anche a statistiche, diciamo, le indagini, è la prostituzione. Tantissime donne straniere sono avviate alla prostituzione prima ancora che partano dai loro paesi, con promesse che poi non sono certamente mantenute, alle volte anche con situazioni di coinvolgimento in ritualità da cui si sentono costrette, con un debito che poi devono prostituirsi per saldarlo e chissà quando lo salderanno, e quando l'avranno saldato saranno sempre comunque ricattabili dentro a questo giro immondo. Questa è una situazione terribile, terribile, che riguarda tantissime donne giovani. Un esempio solo, andando poi a concludere. C'è un giovane che noi abbiamo riaccolto nel centro Balducci, che era stato da noi, poi è finito nei ghetti del Foggiano, dei raccoglitori di pomodori. Un ghetto è a Borgo Mezzanone, fra Foggia e Manfredonia. Ci vivono 1200 persone che diventano 4000 nel periodo della raccolta del pomodoro. Dopo le promesse di sgombri, di chissà quali aggiustamenti, la situazione vergognosamente persiste. Tanti sono giovani. Me l'aveva raccontato lui, questo amico, che abbiamo riaccolto perché stava morendo laggiù. E poi anche pochi giorni fa un articolo interessante di Avvenire, che è il giornale della Chiesa italiana, che segue con molta attenzione queste situazioni, dice un reportage che dentro a questi ghetti ci sono anche i bar e stanze annesse di prostituzione dentro ai ghetti, e sono prostituzione per i ragazzi, di donne straniere, per ragazzi che vivono lì. Ma un operatore umanitario dice all'inviato dell'Avvenire: vengono tanti italiani di notte, tanti italiani. Quale doppia morale c'è? Si grida contro gli stranieri, si va con le prostitute, con le ragazze straniere. Vengono tanti italiani, anche ragazzi, perfino per feste di laurea e compleanni. Questo succede nel nostro paese. Altri italiani, sfruttatori, legati a gruppi criminali, vengono e poi le portano via per farle prostituire anche sulle strade. Questa è la realtà, al di là delle demagogie, dei populismi, delle frasi fatte, la realtà della sofferenza umana, ascoltando le vittime. Concludo. Non intendo concludere con queste situazioni drammatiche. A me creano dolore, ma tutte, quelle vicine, tutte. Mi sento addolorato tante volte, che non vuol dire di mettere idealità, impegno, tutt'altro, però c'è anche il dolore dell'anima. Ci sono tante persone, gruppi, comunità che vivono ogni giorno in modo libero, responsabile, disponibile, con impegno convinto per l'affermazione dei diritti umani uguali per tutti, che cercano di prevenire i pensieri, le situazioni disumane e di liberare le persone che in quelle situazioni sono già purtroppo coinvolte, già si trovano in quelle situazioni. È un'impresa ardua. Io
penso che crederci e dedicarci sia il senso stesso della nostra vita. Ultimamente, come voi, vedo in diverse piazze colme di gente, tante persone, tanti giovani, uomini, maschi e femmine, non solo giovani. Un segno nuovo in questo ultimissimo periodo. A me fa riflettere e mi rincuora, senza ora scendere in analisi sociopolitiche né presumere sviluppi. Io vedo il segno, sento il segno profondo e limpido, che è la scelta della non violenza attiva, di non rispondere alla violenza verbale degli atteggiamenti, ritenendo di contrapporsi e magari di vincerla con un grido di violenza maggiore, ma invece solo esserci e manifestare la contrarietà con i propri ideali, con la propria umanità, perché noi siamo nell'università, sentiamo che sono la conoscenza, la consapevolezza, la responsabilità a salvarci insieme, attraversate dalla dimensione sempre insostituibile dell'amore. Vi ringrazio.